Oggi proviamo questa piccola bestiolina, dorso duro, bicilindrica, 750, qui abbiamo il proprietario, 92 cavalli, coppia, 81 Nm. 81. Dio caro, quanto alto è? Ho capito, buono, grazie che me l'hai detto. Mi pare di essere tornato ai vecchi tempi quando avevo ancora l'Aprilia. È comoda, la sua frizione tipo stacca, no subito, immediata. Dobbiamo fare tutto il giro. Vamos, vamos, vamos. Che burro! Ah, fa strano sentire la bicilindrica rispetto alla mia che è un 4 cilindri. Allora adesso ci trasferiamo nel posto indicato dei Torri di Mosto, facciamo un po' di curvette lì, così vi faccio capire le mie sensazioni. Bene, siamo arrivati nella famosa stradina, l'abbiamo provata da San Donà fino a qui, saranno circa penso 10 km scarsi. Mi sono abituato, un bel motore bicilindrico, 90 e rotti cavalli. Oh, gli ho appena detto, non trovo nessuno, ti ho fatto arretrarci la macchina. Pazzesco. Tanto noi ci passiamo, bravo. Adesso ci godiamo un po' di curve. Siamo in modalità sport. Chiudiamo la visiera. Dove va questo? Che cazzo ha un tir, porca troia. Allora la metterò in confronto ovviamente con la mia. Dopo sapete che ognuno ha la sua opinione e la moto possiamo dire che è personale, non puoi paragonarla ad altre moto, ecco, tra virgolette. La metto solo in paragone, sto per capire e farvi un'idea applicata anche per me. Mi ha detto che ha tanto freno motore, quindi sfruttiamo il freno motore. Bellissimo. Mica come prende coppia, porca troia. Ecco, in uscita di curva è un cavallo imbizzarrito. Calma qua che non si vede una minchia. Minchia come che va su. Ah, impressionante. Questa quando sono arrivato a 8 spingeva. Colombo. Guarda. Adesso spinge. Porca troia. Bella sta moto, bella. E ha un'impostazione di guida che sei completamente dritto, comodo. Freno motore da paura. Questi 90 e rotti cavalli si sentono. Poi è leggera, penso che peserà 150 kg, 160, no, penso che peserà di più. Cioè, è una bicicletta. Ciao! È una goduria. Porca troia che palle che la pedalina delle marce è così in dentro. L'unica forse cosa che non riesce a piacermi è proprio la pedalina del cambio marcia che è completamente dentro. Piano perché se è sporco qua mi inculo. Con la Touring è molto più lineare nell'accelerazione, infatti te la godi di più. Forse con la Sport è un po' troppo aggressivo sotto. Cioè la Sport dovresti tipo usarla sopra, secondo me, ai medi regimi, sopra quelli, altrimenti sotto stratona. Siete scoppiati che tira? Bellissima. Ne voglio una, cazzo. Le buche con questa qua sono praticamente inesistenti. Come ciclistica è una bicicletta e puoi fare veramente quel cazzo che vuoi. Ha fatto veramente un bel acquisto, proprio un bel acquisto. Che questa qua è una delle moto che volevo prendermi a quell'epoca, che dopo ho scelto la Z per altri motivi, però vediamo di non farci arrestare.